nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, iniziamo questa celebrazione oggi nel giorno della Pasqua, risurrezione del Signore Gesù dalla morte alla vita, ed è nel gaudio pasquale e nella gioia del risorto che viene ad illuminare la nostra vita, che viene a irradiare luce nella nostra storia. Vogliamo chiedere al Signore di poter accompagnare il cammino di ciascuno di noi, il cammino delle nostre famiglie, il cammino della nostra realtà cittadina. E vogliamo all'inizio di questa celebrazione fare memoria del giorno del nostro battesimo, invocando la benedizione sulla nostra vita. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te.
solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Preghiamo. O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo Figlio unigenito, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi che celebriamo la risurrezione del Signore di rinascere nella luce della vita, rinnovati nel tuo Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era in lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei ed in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo ad una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la resurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A Lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Digitiamo la sequenza. Alla vittima pasquale si innalzi oggi il sacrificio di lode. L'agnello ha redento il suo gregge. L'innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via, la tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto, precede i suoi in Galilea. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Cristo nostra Pasqua è stato immolato, facciamo festa nel Signore. Alleluia, Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Il primo giorno della settimana, Maria Magdalena si recò al sepolcro di mattino quando era ancora buio e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simone Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo
e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per il primo al sepolcro. Si chinò, vide i tali posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simone Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i tali posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per prima al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Carissimi, oggi celebriamo la Pasqua, quella Pasqua che ci mette insieme, quella Pasqua che insieme ci invita a sperare. La Pasqua è la festa della speranza ed è per questo che a ciascuno di voi giunga oggi l'augurio di questa speranza, una speranza nella nostra vita, nella speranza che diventa per ciascuno personale, perché ciascuno di noi è chiamato a inserire questa speranza nelle attese della propria vita. Ma in fondo cos'è la Pasqua se non una ripartenza? Ripartire da dove? Il Vangelo di oggi ci aiuta in questa ripartenza, ci aiuta a pensare ad un nuovo inizio. Inizia così il Vangelo, all'alba del primo giorno dopo il sabato. All'alba di quel primo giorno dopo il sabato, le donne sono andate alla tomba di Gesù. Cos'altro muove queste donne se non l'amore? Queste donne non smettono di amare, compiono dei gesti di pietà, hanno di fronte il dolore del Salvatore. Allora ripartire significa iniziare da quei piccoli gesti, di quei gesti d'amore. È inutile riempirci le parole, riempire tanti discorsi sulla Pasqua. È inutile mostrare una felicità apparente. È inutile augurarsi una buona Pasqua senza che prima si riparta dai gesti d'amore. Ma queste donne vanno, sono più furbi, sono più capaci degli uomini. Perché? Perché nella donna è presente in sé questo desiderio d'amore, questo desiderio di cura e di attenzione. Allora ripartire significa proprio riprendere dentro di sé ciò per cui siamo stati chiamati, ciò per cui siamo stati voluti da Dio. Significa riscoprire innanzitutto la propria vocazione, che è quella di amare ed essere amati. E ancora, che cosa vedono queste donne se non una
tomba vuota e all'inizio ebbero paura. Temettero che qualcuno avesse trafugato questo corpo, il corpo di Gesù, il corpo di colui che avevano amato. A volte anche noi abbiamo paura della vera gioia ed è un tempo dove bisogna superare questa paura. C'è troppo paura in giro e in fondo le nostre nuove generazioni che cosa riflettono se non le nostre paure? Ma chiediamoci di che cosa abbiamo paura. Oggi più che mai si sente troppo in giro la paura del domani, perché forse questo domani non ha le basi solide, non ha le garanzie. Quali sono le nostre garanzie? Vedete da che parte ascolti che le vere garanzie hanno a che fare con quell'economia che mi garantisce il futuro. Non è questo. Bisogna allora superare la paura quella che riescono a superare le donne, la paura di vivere la gioia. A volte abbiamo paura di dire che la vita è bella, che la vita va vissuta. E attenti, quando noi viviamo così, allora cos'altro dobbiamo augurare anche ai nostri giovani? A volte in noi c'è l'incapacità di dire e di dire con veemenza che la vita è bella e che non bisogna avere paura della gioia e che bisogna far trasparire questa gioia. Chiediamoci quante volte lasciamo trasparire la gioia, o piuttosto anche i nostri volti sono incupiti. Perché? Perché abbiamo riposto le nostre speranze e le nostre sicurezze altrove, perché abbiamo riposto tutta la nostra unica fiducia altrove. È il momento allora di non avere paura della gioia, proprio come le donne. Non avere paura di quella gioia anche dentro i momenti difficili, anche dentro i momenti di crisi, quali sono quelli che stiamo vivendo tutti. Da più parti si sente una difficoltà, un problema diffuso sul futuro, ma non andiamo anche tanto lontano. Chi di noi oggi non sta avendo paura anche nella nostra ispica? Chi di noi oggi non si lascia segnare da ciò che accade, da ciò che è accaduto? Continuano le violenze, continua un modo piuttosto barbaro di vivere, quel modo che lascia passare sfruttamenti come quelli di cui abbiamo appreso nelle ultime cronache, che lascia passare anche minacce come quelle che abbiamo appreso nelle ultimissime cronache. Diceva Paolo Borsellino: chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. Abbiamo bisogno di riscoprire la vittoria del bene sul male. È questa la Pasqua, la vittoria dell'amore sull'odio, della liberazione sull'oppressione, della giustizia sull'ingiustizia, della vita sulla morte. Quante volte insieme con il Padre nostro abbiamo pregato: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ma noi ad oggi a volte fatichiamo di vedere questo regno, fatichiamo di vedere segni della volontà di Dio in terra. Ma in fondo che cosa stiamo celebrando a Pasqua? Che cosa celebreremo oggi quando a mezzogiorno vedremo incontrare la statua del Cristo risorto e la statua della Madonna Addolorata, se non
celebriamo questo regno che invade la storia, che nel mattino di Pasqua, in mezzo a tanto buio e in mezzo a tanta paura, sa immettere speranza, sa immettere gioia, sa immettere pace nelle famiglie di ogni tempo. E invece a volte ci accorgiamo ancora oggi di vedere potenti non nel servizio, di vedere umili sempre più abbassati. Anzi, questi umili, i piccoli, diventano sgabello e materiale di scarto, a volte per costruire troni di potere. Gesù ha accettato la crocifissione per mostrare al mondo la ragione vera della vita, che è quella capace di generare la vita e che dà senso alla vita, amare gli altri più di se stessi. Allora è questa la risurrezione, carissimi, quando diamo la possibilità di amare gli altri più di se stessi, quando questo diventa la scelta della nostra vita, quando con questo diventiamo testimoni, quando non abbiamo paura di perdere la vita per l'altro, di sacrificarci per l'altro, di donare tempo e energie. Pasqua significa anche questo. Pasqua significa prendere del proprio tempo, quel tempo che oramai abbiamo cristallizzato, che pensiamo sia esclusivamente il nostro. Siamo in crisi anche di volontariato. Questa parola non si conosce più nelle nostre famiglie, non si conosce più nelle nostre amicizie. Abbiamo sparito la gioia del dono gratuito, Tutto ha bisogno di un compenso, tutto ha bisogno di denaro, tutto ha bisogno di risposta pronta e immediata, e se questa risposta non arriva entro in crisi. In fondo non pensiate che sia questa anche la crisi dei nostri giovani? Ma da dove deriva tutto questo? Se noi adulti in fondo abbiamo bisogno di essere congratulati in tutto, abbiamo bisogno anche noi di avere il nostro posto nel mondo, e a volte non ci accorgiamo, in maniera piuttosto infantile, che ricerchiamo questo posto nel mondo in maniera futile, nei mezzi di comunicazione, nei media. Quante volte abbiamo bisogno di quel riconoscimento che, attenti, la Pasqua ci dice non viene da nessun'altra parte se non da quell'amore donato, perché quella vita che oggi doni ti verrà ricambiata, così come è stato per il Signore. Ecco la Pasqua, ecco la nostra Pasqua, quella di uomini e donne credenti che con buona volontà scendono nel buio degli inferni con il risorto, per stendere con Gesù le loro mani e trarre in salvo tutti. Uomini credenti che con il risorto, con il risuscitato, sanno scendere nel buio delle nostre realtà, nel buio delle nostre case, nel buio delle nostre paure, e sanno trarre in salvo tutti. Ci mettiamo in piedi
e insieme professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, in questo giorno santissimo eleviamo al Padre la nostra preghiera perché la luce della risurrezione di Gesù possa offuscare ogni incertezza e ogni paura e guidarci a camminare nella vita buona del Vangelo. Preghiamo insieme e diciamo: per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Perché la predicazione del Papa, dei Vescovi, dei Presbiteri e dei Diaconi possa irrompere come luce e calore nei luoghi in cui dominano il buio e il freddo della paura, che paralizza ogni cammino spirituale, noi ti preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Perché con i loro provvedimenti i governanti si pongano a difesa dei più poveri e deboli, raffreddino il magma dell'odio, abbattano ogni forma di potere e di oppressione violenta e siano strumenti di pace tra le nazioni. Noi ti preghiamo. Del tuo Figlio, ascoltaci. Perché i desideri e i sogni dei giovani trovino spazio tra i progetti degli adulti, la gioia dei fanciulli e dei ragazzi animi le giornate dei più anziani, i genitori si sentano impegnati a fare della propria famiglia la chiesa domestica, in cui il Cristo risorto abita con la sua parola e la sua pace. Noi ti preghiamo. Risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Perché la nostra comunità, radunata per celebrare la Pasqua, allontani ogni rancore e pregiudizio, trasmetta a tutti sentimenti di accoglienza e di benevolenza e mediante la nostra testimonianza coinvolga nella stessa gioia coloro che non hanno potuto partecipare alla liturgia. Noi ti preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Affidiamo al Signore i nostri cari defunti. Vogliamo pregare in questa Eucaristia per Maria Pirtac nel 3° anniversario, Minardo Maria, Pierangelo Ficarra, Concetta Lauretta, Salvatore Ficarro, Corrado Brancati, Sara Piazzese, Concetta Alecci, Pippo Fava, Angela Gradanti, Franca Di Stefano, Franco Di Luca, Lina Iozia, Carmela Bernuccio, Carmelo Cocciro,
Figura Margherita, Figura Antonino, Betta Margherita, Quarrella Carmelo, Lissandrello Felice, Carmelo Iozia, Marcella Migliorino, Anna e Antonino Migliorino, Carmela e Salvatore Stornello, Matilde Gugliotta e Damiano Gugliotta. Per loro e per tutti i nostri cari diciamo l'eterno riposo. Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Padre Santo, ascolta la nostra preghiera. Fa che ogni giorno e ogni nostro desiderio di rinnovamento si trasformi in impegno assiduo per la nuova evangelizzazione, per Cristo nostro Signore. Ricordo che le offerte che raccoglieremo in questa Eucaristia, così come quella di stasera, verranno interamente devolute al nostro seminario diocesano. Pertanto, vi invito ad essere particolarmente generosi, perché sapete quanti bisogni ci sono nelle nostre famiglie, ma anche il bisogno della formazione dei nuovi sacerdoti, ha bisogno del nostro aiuto. Allora grazie in anticipo a nome di tutti i ragazzi, ma anche a nome dell'intera Chiesa di Noto. Pregate perché il mio, il vostro sacrificio, sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
Esultanti per la gioia pasquale, ti offriamo, o Signore, questo sacrificio nel quale mirabilmente rinasce e si nutre la tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Ed è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui, il vero agnello, che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che, morendo, ha distrutto la morte, risorgendo, ha ridonato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare attorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo, il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo avere cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenna a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Salvatore, Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo, raccongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, oh Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Scambiatevi un segno di pace. Ecco Gesù, l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
sul Calvario e noi ti vedemmo straziato sul legno, tutto attirasti levato da terra, figli ci hai reso nel cuore trafitto e noi impauriti a veder le tue mani ferite d'amore, mentre il tuo sguardo diceva: non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Amate sino alla fine, fate questo in memoria di me. Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. E venne il mattino di grazia al sepolcro e fu grande gioia alla luce di Pasqua. Dite ai fratelli che sono risorto, lo Spirito Santo vi confermerà e noi rinati al veder le tue mani splendenti di luce, mentre il tuo sguardo diceva: c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Amate sino alla fine, fate questo in memoria di me. Non c'è amore più grande di questo. Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio Onnipotente,
con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali, giunga alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Un augurio cordiale va a ciascuno di voi, va a tutti qui presenti, un augurio da portare nelle vostre case, alle vostre famiglie, soprattutto agli ammalati, agli infermi che non sono presenti qui con noi, ma che tramite noi possono sperimentare e vivere la gioia della Pasqua, quella gioia che Cristo ha voluto inaugurare con la sua morte e risurrezione. È una gioia vera, quella della Pasqua, quella che bisogna che rifletta nei nostri volti, nei nostri sorrisi, nei nostri cuori, nei nostri abbracci. Allora più tardi avremo modo a mezzogiorno di poter assistere all'incontro, alla pace tra Gesù e la Madonna Addolorata, che non sia solo un momento atteso di folklore, ma che diventi quell'incontro che ben raffigura il nostro incontro. Siamo corpi, ma siamo corpi animati dallo Spirito, e lo Spirito pasquale soffia dentro di noi. Lasciamoci allora condurre, lasciamoci animare, facciamo veramente gli auguri, che siano gli auguri di speranza che vogliamo donare ai nostri vicini, ai nostri parenti, che siano auguri di pace, perché questa pace costruita in quel metro quadrato della nostra casa possa poi allargarsi a tutto il mondo, che siano gli auguri di riconciliazione di cui abbiamo tanto bisogno in un tempo privo di riconciliazione e di pace. Allora auguri veramente a tutti. Un grazie speciale al termine di questa celebrazione va a quanti si sono adoperati anche quest'anno e storicamente per la cura dei festeggiamenti pasquali, in questo Triduo Santo, ma per tutta la Quaresima, all'Arciconfraternita, all'Associazione Don Bosco, a tutti i gruppi parrocchiali, a quanti si sono spesi per la preparazione anche della celebrazione di oggi, così come tutte le altre celebrazioni, e al nostro coro parrocchiale Jubilate Deo, che ancora oggi ci ha permesso di pregare, animati dalla musica e animati anche dal canto. Grazie speciale al maestro Alcaraz e a tutti i componenti del coro. Un grazie va anche alla senatrice oggi presente, che ci sta donando con la sua presenza in questo giorno di Pasqua, a tutti l'amministrazione per aver permesso e patrocinato questi momenti che adesso vivremo. Il Signore sia con voi. In questo santo giorno di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia del peccato. Dio, che vi rinnova per la vita eterna, nella risurrezione del suo Figlio unigenito, vi concede il premio dell'immortalità futura. Voi che dopo i giorni della passione del Signore celebrate nella gioia la festa di Pasqua, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. E la benedizione di Dio Onnipotente e buono, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore risorto sia sempre la nostra forza. Andate in pace. Alleluia, alleluia. Diamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Buona Pasqua a tutti, buona pace e buon pranzo. Eccola!
Marco, mi senti? Siamo? Sì. Sì. Va bene, perché devo chiudere. Sì, devo chiudere con la televisione. Sì, sì. Sì, sì, Marco, sì, sì. Appena scompaiono possiamo staccare. Bene, ancora qualche minuto passa. Pronto, si è visto bene? Si poteva fare anche da casa, perché si poteva collegare anche da lì stesso. La prossima volta. Avanti. Va bene, l'importante è che si è visto. A tra poco, a tra poco. Sì, mi senti? D'accordo. Marco, mi senti? Mi senti, Marco? Sei Marco? Va bene, ok, ok. Marco, mi senti? Possiamo staccare? Va bene, lo avviso. Ciao, ciao, ciao. Benissimo, va bene, perfetto. Rispondo.